Arranca il partito anche per il 2025, benvenuti a Rovereto per questo incontro che chiude il girone di andata del Serie A2 Elite Girone A. In campo le formazioni dell'Olimpia Rovereto, in sinistra ai vostri teleschermi in maglia rosso-blu, e la formazione del Modena Cavezzo in completo bianco ovviamente alla destra dei vostri teleschermi. Andiamo subito a leggere gli schieramenti dei due mister. Olimpia Rovereto schiera col numero 13 Veronesi, 6 Tiago, 7 Mufakir, 8 Gastaldello, 9 Frisenna, 10 Rafinha, 11 Hakimi, 14 Bazzanella, 17 Onzacca, 23 Cristel, 67 Vivian e 16 rientra Leonardo Ceschini per il mister Giuseppe Saiani. Modena Cavezzo risponde col numero 19 Giuninho, 7 Storchi, 8 Sansone, 10 Dudu Costa, 13 Ben Saad, 14 Cuomo, 27 Ferrari, 28 Turchetti, 29 Riggio, 30 Aligante, 74 Lozano, 24 l'altro portiere Rondini. Il mister è Nunzio Checca. Direzione di gara affidata ad Alessandro De Sogus di Carbonia e Salvatore Pagano di Catania, con cronometrista Angelo Bruno di Bergamo. Un saluto anche a chi ci segue dall'Emilia per questo incontro che chiude il girone di andata. Da qui la classifica darà il pass alle prime 8 per partecipare alla Coppa Italia di categoria. Intanto, prima della partita si osserverà un minuto di raccoglimento per ricordare il ragnonero Fabio Cudicini. Noi anche ricordiamo Massimo Cima. Si torna in campo quindi dopo la sconfitta patita la settimana scorsa col CDM Futsal. L'Olimpia torna in casa e schiera come quintetto iniziale il porta Veronesi, poi Tiago, Rafinha, Mufakir e Bazzanella. Dalla parte opposta vediamo quali sono i 5 scelti dal mister Checca della formazione modenese. Col numero 13 vediamo Ben Saad, poi abbiamo ovviamente Dudu Costa col numero 10, poi saremo più precisi appena vedremo anche le maglie, i numeri dei giocatori. Rueda la pelota, buon divertimento, subito tenta il tiro Ben Akram che però sorvola abbondantemente la porta difesa da Mufakir. Ha cercato la sorpresa il numero 13 della formazione in bianco. Vediamo Rafinha attaccato da Cuomo, palla intanto è terminata ancora sul fondo, si rimette in fallo laterale con Mufakir. Il passaggio dalla parte opposta per Rafinha a cercare di trovare Bazzanella che anticipa il diretto avversario, poi ancora Tiago che serve Rafinha che scambia con Mufakir, poi largo ancora per Tiago, palla per Rafinha dietro con Mufakir attaccato, ancora Rafinha riesce a saltare l'avversario 2 volte, poi ancora Rafinha, palla poi deviata, ci prova Tiago, la palla che termina a fondo campo senza creare problemi alla porta difesa dall'estremo difensore del Modena. Intanto riparte la formazione del Modena Cavezzo impostando l'azione con Dudu Costa, poi lancio in profondità, ma nel frattempo Akram era tornato indietro, quindi non finalizzato il passaggio. Si riparte con la rimessa laterale per Olimpia. Siamo 53 secondi dall'inizio del match.
con Mufakir che serve Thiago, lo scambio, poi Rafinha, duello che si rinnova con Cuomo, il passaggio verso Bazzanella che viene attaccato da Lozano, pallone termina ancora sul fondo, rimessa per la formazione di casa, il tocco di Mufakir, poi Thiago, la pressione, attenzione, Lozano anticipa Bazzanella e poi riesce a salvare Veronesi, ancora il passaggio a rimorchio, palla controllata da Veronesi, parte il contropiede dell'Olimpia con Rafinha, poi Bazzanella, il tiro respinto da Lozano, un'occasione per parte prima con Lozano e poi per la formazione ospite, poi con Bazzanella. Si riparte col lancio di Lozano, cercare un compagno che però non viene trovato, può uscire dall'area Veronesi e servire verso Thiago. Thiago per Mufakir. Ancora Rafinha a cercare Bazzanella, si rinnova il duello con Lozano. Palla però scivola via, controllata dalla formazione emiliana che riparte. Tocco all'indietro ancora per Lozano, il tocco per Dudu Costa, intercettato da Mufakir, passaggio all'indietro, poi Thiago serve direttamente Veronesi, lancio lungo di Veronesi per Bazzanella, non riesce ad arrivare con la testa però Bazzanella, Ben Saad, conclusione e termina sul fondo, e poi toccato un po' sul volto Mufakir, ma subito si sono capiti i due giocatori. Intanto Bazzanella attaccato da Lozano, duello che continua fra il 14 del Rovereto e il 74 dell'Olimpia. L'ultimo tocco è stato di Bazzanella perché la rimessa è stata affidata alla formazione ospite con Ben Saad che va a effettuarla proprio davanti alla postazione del cronometrista. Il tocco per Dudu Costa, passaggio ancora per Ben Saad, però tanto la rimessa di Thiago intercettata dal difensore, reclama una distanza non osservata, l'arbitro però dice che è tutto regolare. Attenzione perché si è liberato un po' di confusione, poi Mufakir, il fallo che viene fischiato però è indiretto alla formazione del Modena. È stato fischiato probabilmente un pallone trattenuto dal fondo, trattenuto sul terreno da Dudu Costa, quindi non conta nel cumulo dei falli in quanto era punizione indiretta. La rimessa con Modena Cavezzo che si riporta in avanti, il lancio, palla che viene rimbalzata dalle travi, l'ultimo a toccare è stato Lozano e quindi rimessa laterale per l'Olimpia in fase d'attacco con Thiago sul pallone. Tocco all'indietro per Rafinha, lancio a cercare Bazzanella, il tocco poi Thiago che però arriva un po' sbilanciato all'indietro, palla sorvola la traversa della porta difesa da Juninho. Rimessa quindi per la formazione emiliana con Juninho che tocca per Lozano, poi Dudu Costa non trova il passaggio, l'ultimo tocco è stato suo, rimessa quindi per Rafinha. Si deve ribattere perché era troppo vicino Ben Saad, quindi di nuovo Rafinha alla battuta, tocco per Bazzanella, sempre contrastato da Lozano, poi Dudu Costa che cerca di guadagnare la rimessa ma Bazzanella salta in tempo e quindi rimessa ancora per la formazione di casa, sempre affidata a Bazzanella, questa volta non a Rafinha come in precedenza. Tocco per Mufakir, eccolo Rafinha che ha cambiato zona, il numero di Mufakir non lo molla però Ben Saad e allora palla di nuovo Rafinha, Rafinha sempre controllato da Cuomo, la sinistra di Bazzanella, ribatte su Lozano e poi Rafinha che cerca un diagonale che però non trova compagni all'appuntamento. Fuori Lozano, dentro Sansone con la maglia numero 8 per la formazione di Cheka che effettua il primo cambio. Ecco Juninho
che dà il pallone a Dudu Costa che chiama proprio Sansone allo scambio. Ciò avviene, poi di nuovo Dudu Costa largo, il tocco in avanti di Cuomo, palla recuperata, attenzione, da Sansone, e poi controlla Veronesi che rilancia subito in direzione di Rafinha attaccato sempre da Cuomo, il controllo da parte del numero 10 dell'Olimpia che prova ad accentrarsi, il tacco, Mufakir col sinistro, palla respinta, poi Thiago chiuso da Ben Saad, attenzione al contropiede del numero 13, entrata in scivolata di Rafinha che però rimane anche acciaccato. Speriamo naturalmente che non sia nulla di grave, lo va ad aiutare Dudu Costa, si rialza fortunatamente Rafinha mentre è entrato in campo Hakimi per la formazione dell'Olimpia. Con la rimessa affidata al numero 13, pallone largo con il Modena Cavezzo ancora che controlla la palla, Juninho che addirittura viene a fare il quinto di movimento, attenzione al pallone largo, taglia tutta l'area, l'ultimo tocco è stato bianco, dice il direttore di gara Pagano di Catania. Rimessa quindi per l'Olimpia con la battuta affidata da Hakimi a Mufakir, ancora Hakimi, ha sorpreso un po' il portiere di movimento, la difesa dell'Olimpia, ma poi non si è concretizzato però il passaggio. È entrato anche Gastaldello col numero 8, vediamo Ben Saad, il tocco per Dudu Costa attaccato da Hakimi. Rimessa per la formazione dell'Olimpia, il gioco che per il momento stenta un po' a decollare, partita molto equilibrata con l'Olimpia che prova a impostare la nuova azione. Hakimi, lo scambio con Thiago, poi palla per Veronesi, attenzione perché arriva Dudu Costa, infatti riesce a disturbarlo, il pallone termina in fallo laterale. Intanto col numero 30 Arigante per la compagine del Modena Cavezzo, ha battuto lui, rimessa proprio per Juninho, attenzione a Dudu Costa che si è liberato, tiro deviato da Thiago, qualche recriminazione fra i giocatori dell'Olimpia perché si erano persi un po' l'uomo e quindi corner per la formazione del Modena Cavezzo dopo 5 minuti e 11 secondi di gioco. Attenzione alla battuta, devia Thiago, palla però arriva a Ben Saad, tocco all'indietro per Juninho che ormai ha avanzato il proprio terreno. Attenzione intanto al colpo di testa di Dudu Costa, la deviazione di Gastaldello con la palla in calcio d'angolo, è rientrato anche Bazzanella. Attenzione al trenino della formazione modenese proprio al limite dell'area, palla in mezzo, ribattuta, poi Thiago vede che c'è il portiere fuori, prova a scavalcarlo ma palla però esce sul fondo. Sansone, palla larga per Aligante, attacco di Gastaldello, palla recuperata da Juninho che ha dato a Dudu Costa, pallone in avanti, lotta dura fra Thiago e Ben Saad, non è d'accordo Thiago con l'arbitro, ma questo è comunque il primo fallo della partita, viene fischiato a favore della formazione modenese. La battuta affidata allo stesso Ben Saad, passaggio all'indietro per Juninho, ancora in posizione da quinto di movimento a dirigere le operazioni. Lo scambio con Sansone, poi palla larga per Ben Saad, tentativo di Dudu Costa, la palla sfila via, palla ribattuta poi da Gastaldello, recupera palla ancora il Modena Cavezzo che sta un po' prendendo campo in questo momento. Juninho però non riesce a lanciare il pallone in profondità. Riparte quindi Hakimi, il tocco però non arriva a Bazzanella, termina direttamente in fallo laterale con la rimessa per il Modena Cavezzo. 6 minuti e 23, 0-0 ancora il punteggio. Tocco all'indietro
Riparte quindi la formazione emiliana, il lancio di Dudu Costa che riesce a servire Sansone, poi però il controllo di Hakimi che ha messo il pallone in fallo laterale, ha chiamato lo schema intanto il mister della formazione modenese. Palla affidata a Bensad, attenzione ad Arigate ma soprattutto a Juninho che è libero, poi Dudu Costa controllato da Thiago, dietro ancora per Juninho. Lo scambio con Bensad, poi Dudu Costa, rallenta il gioco per un attimo il capitano emiliano per vedere il piazzamento dei compagni. Juninho spedisce per Bensad, la parallela a cercare Alicante, poi però Veronese anche lui cerca di sorprendere il portiere, la palla però esce anche questa sul fondo. 7 minuti andati, rientra Lozano col numero 74, riceve palla, attenzione, passaggio in avanti, però pallone esce, fallo laterale. In campo intanto Christel al posto di Thiago, qualche problema sugli inserimenti centrali della formazione ospite, ogni tanto perdono il giocatore i difensori dell'Olimpia. Intanto Veronesi riceve palla, attenzione però perché bisogna sbarazzarsene entro i 4 secondi nella propria metà campo. Tanto Gastaldello attaccato, palla verso Bazzanella, palla recuperata da Christel che guadagna il calcio d'angolo dopo la deviazione di Sansone. Calcio d'angolo viene affidato a Bazzanella, attenzione al movimento, Chimi col destro, prende proprio Gastaldello, riprova Chimi, secondo tentativo finisce fuori. Il primo tiro era indirizzato verso lo specchio della porta ma preso sulla schiena Gastaldello. Palla indietro ancora di Dudu Costa, lo scambio con Sansone, ancora il numero 10 e il numero 8 a scambiare, poi Lozano a cercare Cuomo, non riesce a tenere palla in campo Hakimi e sarà rimessa per la formazione di Cheka quando sono 7:49 i minuti trascorsi in questa prima frazione di gioco. Le reti sono ancora inviolate. Juninho, palla in mezzo per Costa, poi attenzione perché è trovato Lozano sulla linea di fondo, va a chiuderlo Christel. Potenziale occasione per la formazione emiliana con Lozano che ha sorpreso i difensori rossoblù proprio sostando sulla linea di fondo. Lo stesso Lozano va a effettuare la battuta, attenzione al movimento e ai blocchi, tocco in mezzo, altra deviazione, altro corner per Modena. Ancora affidata a Lozano, attenzione al passaggio ribattuto, poi il tiro di Sansone che termina sul fondo, la rimessa di Veronesi a trovare Gastaldello dietro per Christel, poi Hakimi, palla ancora per Gastaldello, lo scambio, Hakimi ancora per Christel, gira palla all'Olimpia cercando un varco, trovato con Bazzanella che poi trova il rimorchio di Hakimi che ci prova quasi da metà campo, palla però termina sul fondo. In campo Onzacca intanto che ha sostituito Bazzanella, rientrato Bensad con il numero 13. Cuomo scambia con Lozano, intercetta Gastaldello, attenzione a Gastaldello in mezzo a Onzacca, primo pallone toccato e gol di Davide Onzacca, secondo stagionale dopo 8:32. Si riparte quindi dopo il vantaggio dell'Olimpia firmato da Onzacca. Vediamo Juninho ancora una volta ad impostare l'azione, palla dalla parte opposta per Lozano, attaccato da Onzacca, l'anticipo di Christel, poi duello rusticano, finisce giù Cuomo, tutto regolare, Hakimi ancora per Onzacca che forse non si aspettava il passaggio, Hakimi aveva la porta
quasi spalancata, bravo a recuperare ora il pallone Hakimi, poi di nuovo Christel, di nuovo Onzaka che cerca di andarsene, salta l'avversario che poi interviene in scivolata, manda la palla in fallo laterale. Rimessa per l'Olimpia, 9 minuti e 14 secondi andati in questa prima frazione, col gol realizzato qualche secondo fa da Onzaka che ha sbloccato la partita. Rimessa affidata a Christel, azione ad Hakimi che prova col destro, altra deviazione, calcio d'angolo per l'Olimpia con Cuomo che ha deviato la palla, Cuomo che se non vado errato non è ancora uscito. La battuta di Christel a spiovere fuori aria, Hakimi deve però fermarla, attaccato da Ben Saad, lo scambio con Christel, palla larga per Gastaldello, Gastaldello ancora per Christel, poi Onzaka, di nuovo Christel, palla per Hakimi, Onzaka fa girare palla all'Olimpia, vediamo Hakimi, la parallela buona per Onzaka che però non trova l'appuntamento compagni in area di rigore. E quindi azione che sfuma con Cheka che chiama il time out dopo quasi metà tempo. Ci fermiamo anche noi per qualche istante.
giocare in questo primo tempo. La battuta un po' lunga, arriva però Hakimi che prova la fiondata di destro, palla che sorvola la traversa della porta difesa da Juninho. Tanto riesce ancora un po' ad affollarsi il Pala Marchetti. Oggi con inizio alla partita anticipata di 2 ore qualche tifoso in meno c'è, ma comunque la cornice si sta già facendo interessante anche oggi. Il sesto uomo ha risposto per la formazione di casa. Aligante scambia con Sansone, poi lancio in profondità per Ben Saad, palla però arriva a Veronesi, attenzione a Rafinha attaccato, Hakimi dalla parte opposta per Thiago, tocco corto per Rafinha, ancora Hakimi e Rafinha che duettano a centrocampo. Poi di nuovo il passaggio, Hakimi cerca di saltare Aligante si era un po' girato senza trovare il pallone, ha spazzato la palla in fallo laterale il numero 8 Sansone, rimessa di Rafinha, il tocco per Hakimi, largo Thiago a sinistra, Thiago atteso da Cuomo, poi di nuovo Rafinha, Hakimi che si affonda sulla destra, tiro questa volta. La deviazione di Sansone, rimane in fase d'attacco l'Olimpia. 13 minuti andati in questa prima frazione di gioco, 2-0 per la formazione di casa. Vediamo Thiago, Hakimi cerca di andare a trovare lo spazio, trova però all'esterno della rete, non c'è deviazione, attenzione perché è lanciato in campo aperto Cuomo. La buona guardia Veronesi che mette la palla in calcio d'angolo, battuto la rimessa alla formazione di Modena, mentre l'Olimpia stava reclamando per un tocco dei difensori, quindi per battere il calcio d'angolo. Sorpresa, il tiro poi di Cuomo è stato respinto da Veronesi, di nuovo intanto il calcio d'angolo dietro Dudu Costa per il solito Juninho, la palla per Aligante, tocca Onzaka ma arriva lo stesso a Ben Saad. Di nuovo Aligante che scambia con Juninho, poi lancio in profondità, attenzione, Veronesi chiude su Sansone. Ancora un corner per la formazione modenese, si sposta Aligante chiamato dai compagni di squadra, la battuta all'indietro, intercetta Onzaka, c'era il portiere fuori ma era un po' difficile, intanto Mufakir ha cercato il passaggio, per poco Ben Saad non infila la propria porta, solo corner però per l'Olimpia. Sempre Mufakir rientrato da qualche istante alla battuta del corner, il movimento, palla ribattuta, sarà corner, quindi cambierà schema ora Mufakir. Attenzione al movimento di Onzaka, pallone che arriva però a Rafinha per Thiago ancora Mufakir, di nuovo Thiago, passaggio ancora Mufakir, poi Rafinha ancora Mufakir, va via Mufakir, il mancino di Mufakir ribatte Juninho in calcio d'angolo. Ecco fuori intanto Onzaka, entra anzi Frisenna, il capitano per la prima volta in questo match. Intanto Mufakir, tocco per Rafinha, la palla è per Thiago, poi di nuovo Rafinha, fa girare palla all'Olimpia, attaccato Frisenna. Lo scontro con Ben Saad, un po' di cervicale per il numero 9 dell'Olimpia. 5:45 ancora prima della chiusura del tempo, la rimessa di Dudu Costa, prova ad alzare il pressing l'Olimpia anche perché c'è Juninho fuori dai pali. Dudu Costa congela la palla, poi parallela per Ben Saad, ancora lo scambio con il numero 10, poi Sansone, largo per Juninho che trova spazio, attenzione, chiude Mufakir e mette in fallo laterale, rimessa proprio all'altezza della mediana del campo, con il tocco all'indietro di Sansone per Juninho, poi Ben Saad che scambia ancora col proprio portiere, passaggio per Sansone, poi però la palla che sfugge a Lozano, rimessa
Olimpia. Tiago, attenzione a Veronesi, era subito attaccato da Dudu Costa, rilancia in avanti Tiago, palla recuperata dal Modena Cavezzo con Ben Saad, attaccato da Rafinha, passa dalla parte opposta con Lozano che prova la soluzione personale, poi però torna indietro da Dudu Costa, da Quiste a Ben Saad, scambio fra i due, attenzione a Juninho che parte ancora verso la metà campo avversaria. Dudu Costa cerca spazio, Dudu Costa avanza, poi tocco all'indietro, un po' affannosa rincorsa di Ben Saad che preferisce mandarla in fallo laterale per far anche arretrare i propri compagni. Cercato di accelerare anche Rafinha, ma la palla non è stata controllata da Tiago che doveva fare la rimessa, quindi Modena Cavezzo è tornato tutto a difendere la propria porta. Tiago, tocco per Frisenna, Frisenna controlla e poi si affida a Rafinha, Rafinha attaccato, tocca a Mufakir, ancora Rafinha, prova a portarsi in avanti ora l'Olimpia ma non trova spazio a Mufakir, allora Tiago lancia in profondità, intercetta Dudu Costa, il tocco per Lozano, Lozano prova dalla destra, chiuso da Mufakir, poi Frisenna, palla ribattuta, Frisenna che poi di testa manda la palla in fallo laterale, un'altra zuccata per lui, è stato fortunato Frisenna, ha già ricevuto 2 colpi dietro la testa, tanto rientra Cuomo nelle file del Modena Cavezzo, il tocco indietro di Dudu Costa per Ben Saad, poi Juninho, palla larga, lo scambio con Lozano, poi di nuovo Ben Saad, di nuovo per Juninho, poi Lozano, in fondo c'è Cuomo, fa girare palla però ancora il Modena Cavezzo, Dudu Costa non lo molla Tiago, palla recuperata in collaborazione con Rafinha, Rafinha per Frisenna, Frisenna attaccato da Ben Saad che gli mette la palla in fallo laterale, ancora 3 minuti e 34 da giocare in questo primo tempo con l'Olimpia avanti 2-0 per la doppietta di Onzacca. Rimessa fidata a Rafinha, palla in mezzo, Frisenna alla sponda, al sinistro di Mufakir, ribatte Dudu Costa, la palla arriva a Tiago, il tocco e lo scambio con Frisenna, leggermente lungo il passaggio di ritorno, attenzione a Dudu Costa che prova la puntata, palla che esce, Veronesi subito a Mufakir, Mufakir però torna indietro, non trova appoggi, allora Rafinha per Frisenna, Frisenna ancora all'indietro per Tiago, Rafinha e Tiago a scambiare il pallone, di nuovo il passaggio per Tiago che prova a incrociare col destro, palla però rimane sul primo palo, credo che chiami il cambio Tiago, attenzione intanto alla nuova impostazione della formazione ospite con Juninho che cede la palla a Lozano, Lozano cerca spazio, poi da indietro ancora Danta per prima della sirena del primo tempo, attenzione a Lozano, la parallela, Cuomo ribatte in qualche maniera Rafinha, la palla però arriva ancora a Dudu Costa, quindi ancora azione potenziale per il Modena Cavezzo, attenzione a Cuomo, intercetta Rafinha, Mufakir dalla lunga distanza, riesce a rientrare ed intercettare Juninho che ha sfidato la palla a Ben Saad, scambiano i due, palla larga per Lozano, Lozano che poi torna indietro, la dà ancora a Juninho, attenzione a Ben Saad, Dudu Costa prova, chiude Tiago, palla in fallo laterale, la rimessa di Dudu Costa ancora per Juninho, poi lo scambio con Lozano, palla ancora larga, numero di Dudu Costa però intercetta Tiago, di nuovo palla indietro, Modena che continua a pressare in avanti cercando lo spazio, poi la palla è uscita in fallo laterale, rimessa per l'Olimpia, fuori Tiago, rientra Cristel, rimessa affidata a Rafinha, tocco all'indietro per Mufakir, poi Veronesi, attenzione che viene subito attaccato da Cuomo, palla che termina in fallo laterale dalla parte opposta, la rimessa affidata se non sbaglio a Sansone che ha scambiato con Dudu Costa,
con Juninho che torna a sinistra e riceve il pallone, è ancora nella sua metà campo, quindi deve dare la palla all'indietro. Ancora Dudu Costa, di nuovo per Juninho, ancora il passaggio spiovente in avanti, era Ben Saad, non Sansone, quindi il rilancio troppo lungo di Dudu Costa per Lozano. Si ripartirà con la rimessa dal fondo, con Veronese effettuare la rimessa, il tocco per Mufakir attaccato da Ben Saad, poi il lancio di Christel con Frisenna che lascia il campo per Bazzanella, di nuovo Ben Saad e Juninho a impostare l'azione. Ben Saad aspetta il piazzamento dei compagni, di nuovo la palla per il numero 19 Juninho, indietro come al solito al direttore d'orchestra Dudu Costa, lo scambio con Cuomo, Dudu Costa che poi ha invitato Lozano a scambiarsi con Cuomo, palla per Juninho, ecco Lozano che riceve, attenzione a Lozano, Cuomo che non riesce a mettere la palla in mezzo, si calcia praticamente con un pallone addosso all'altro, rimessa laterale, un pallone addosso all'altro piede, e con l'Olimpia che può ripartire con Mufakir, 26 secondi ancora di primo tempo. Bazzanella, palla dalla parte opposta per Rafinha, la finta di Rafinha, poi palla per Mufakir che però si trova più avanti della stessa. Si riparte quindi con forse l'ultima azione del primo tempo da parte di Modena Cavezzo, il passaggio in mezzo, Lozano, Cuomo dietro ancora per Juninho, palla dalla parte opposta per Ben Saad, Ben Saad chiuso da Mufakir, poi Veronesi, suona però la sirena, termina il primo tempo con Olimpia Rovereto avanti 2-0 sul Modena Cavezzo. Decide per il momento la doppietta di Davide Onzaca a 8:32, 10:57. Ci risentiamo per il secondo tempo. Rimessa per la formazione di casa, il tocco di Mufakir, poi Thiago, la pressione, attenzione Lozano anticipa Bazzanella e poi riesce a salvare Veronese, ancora il passaggio a rimorchio, palla controllata da Veronese, da Cuomo, il controllo da parte del numero 10 dell'Olimpia che prova ad accentrarsi, il tacco Mufakir col sinistro, palla respinta, poi Thiago chiuso da Ben Saad, attenzione al contropiede del numero 13, entrata in scivolata di Rafinha. Calcio d'angolo viene affidato a Bazzanella, attenzione al movimento, Chimi col destro, prende proprio Gastaldello, riprova Chimi, rientrato Ben Saad col numero 13, Cuomo scambia con Lozano, intercetta Gastaldello, attenzione a Gastaldello, in mezzo a Onzaca, primo pallone toccato e gol! Vediamo Thiago, Hakimi cerca di andare a trovare lo spazio, trova però l'esterno della rete, non c'è deviazione, attenzione perché è lanciato in campo aperto Cuomo, la buona guardia Veronesi, Mufakir, di nuovo Thiago, passaggio ancora a Mufakir, poi Rafinha ancora Mufakir, va via Mufakir, il mancino di Mufakir, rimessa per la formazione di casa, il tocco di Mufakir, poi Thiago, la pressione, attenzione, primo pallone toccato e gol! Vediamo Thiago, Hakimi cerca di andare a trovare lo spazio, trova però l'esterno della rete, non c'è deviazione, attenzione perché è lanciato in campo aperto Cuomo, la buona guardia Veronesi, Mufakir, di nuovo Thiago, passaggio ancora a Mufakir,
poi Rafinha ancora Mufakir, va via Mufakir, il mancino di Mufakir, rimessa per l'azione di casa, il tocco di Mufakir, poi Thiago, la pressione, attenzione Lozano, anticipa Bazzanella e poi riesce a salvare Veronese, ancora il passaggio a rimorchio, palla controllata da Cuomo, il controllo da parte del numero 10 dell'Olimpia che prova ad accentrarsi, il tacco, Mufakir col sinistro, palla respinta, poi Thiago chiuso da Ben Saad, attenzione al contropiede del numero 13, entrata in scivolata di Rafinha, calcio d'angolo viene affidato a Bazzanella, attenzione al movimento, Chimi col destro, prende proprio Gastaldello, riprova Chimi, rientrato Ben Saad col numero 13, Cuomo scambia con Lozano, intercetta Gastaldello, attenzione a Gastaldello in mezzo a Zacca! Primo pallone toccato e gol! Vediamo Thiago, Hakimi cerca di andare a trovare lo spazio, trova però all'esterno della rete, non c'è deviazione, attenzione perché è lanciato in campo aperto Cuomo, da buona guardia Veronesi, Mufakir, di nuovo Thiago, passaggio ancora Mufakir, poi Rafinha ancora Mufakir, va via Mufakir, il mancino di Mufakir, rimessa per l'azione di casa, il tocco di Mufakir, poi Thiago, la pressione, attenzione Lozano, anticipa Bazzanella e poi riesce a salvare Veronese, ancora il passaggio a rimorchio, palla controllata da Cuomo, il controllo da parte del numero 10 dell'Olimpia che prova ad accentrarsi, il tacco, Mufakir col sinistro, palla respinta, poi Thiago chiuso da Ben Saad, attenzione al contropiede del numero 13, entrata in scivolata di Rafinha, calcio d'angolo viene affidato a Bazzanella, attenzione al movimento, Chimi col destro, prende proprio Gastaldello, riprova Chimi, rientrato Ben Saad col numero 13, Cuomo scambia con Lozano, intercetta Gastaldello, attenzione a Gastaldello in mezzo a Zacca! Primo pallone toccato e gol! Vediamo Thiago, Hakimi cerca di andare a trovare lo spazio, trova però all'esterno della rete, non c'è deviazione, attenzione perché è lanciato in campo aperto Cuomo, da buona guardia Veronesi, Mufakir, di nuovo Thiago, passaggio ancora Mufakir, poi Rafinha ancora Mufakir, va via Mufakir, il mancino di Mufakir, rimessa per la formazione di casa, il tocco di Mufakir, poi Thiago, la pressione, attenzione Lozano, anticipa Bazzanella e poi riesce a salvare Veronese, ancora il passaggio a rimorchio, palla controllata da respinta, poi Thiago chiuso da Ben Saad, attenzione al contropiede del numero 13, entrata in scivolata di Rafinha, calcio d'angolo viene affidato a Bazzanella, attenzione al movimento, Chimi col destro, prende proprio Gastaldello, riprova Chimi, rientrato Ben Saad col numero 13, Cuomo scambia con Lozano, intercetta Gastaldello, attenzione a Gastaldello in mezzo a Zacca! Primo pallone toccato e gol! Vediamo Thiago, Hakimi cerca di andare a trovare lo spazio, trova però all'esterno della rete, non c'è deviazione, attenzione perché è lanciato in campo aperto Cuomo, da buona guardia Veronesi, Mufakir, di nuovo Thiago, passaggio ancora Mufakir, poi Rafinha ancora Mufakir, va via Mufakir, il mancino di Mufakir, rimessa per l'azione di casa, il tocco di Mufakir, poi Thiago, la pressione, attenzione Lozano, anticipa Bazzanella e poi riesce a salvare Veronese, ancora il passaggio a rimorchio, palla controllata da
da Cuomo, il controllo da parte del numero 10 dell'Olimpia che prova ad accentrarsi, il tacco, Mufakir col sinistro, palla respinta, poi Tiago chiuso da Ben Saad, attenzione al contropiede del numero 13, entrata in scivolata di Raffaele. Calcio d'angolo viene affidato a Bazzanella, attenzione al movimento, Chimi col destro, prende proprio Gastaldello, riprova Chimi, rientrato Ben Saad col numero 13, Cuomo scambia con Lozano, intercetta Gastaldello, attenzione a Gastaldello in mezzo a Zacca, primo pallone toccato e gol. Vediamo Tiago, Hakimi cerca di andare a trovare lo spazio, trova però all'esterno della rete, non c'è deviazione, attenzione perché è lanciato in campo aperto Cuomo, la buona guardia veronesi, Mufakir, di nuovo Tiago, passaggio ancora a Mufakir, poi Rafinha ancora Mufakir, va via Mufakir, il mancino di Mufakir, rimessa per l'azione di casa, il tocco di Mufakir, poi Tiago, la pressione, attenzione Lozano anticipa Bazzanella e poi riesce a salvare Veronese, ancora il passaggio a rimorchio, palla controllata da Cuomo, il controllo da parte del numero 2 per il secondo tempo fra Olimpia Rovereto e Modena Cavezzo. Olimpia Rovereto completo rosso-blu alla destra ai vostri degli schermi, quintetto del secondo tempo che vede veronesi Tiago, Hakimi, Bazzanella e Mufakir. Dalla parte opposta Cheka parte con Giuninho fra i pali, poi ci sono Dudu Costa, Lozano, Ben Saad e Cuomo a completare il quintetto. Doppietta di Onzacca nel primo tempo a decidere il match, intanto un fischio del direttore di gara perché c'è stato un fallo commesso da Ben Saad su Mufakir, primo fallo del secondo tempo ascritto alla formazione modenese dopo 19 secondi. La battuta di Hakimi, scambio con Mufakir, ancora Hakimi, c'è Tiago, palla rilanciata in avanti, attenzione intercettata, Hakimi però prova ad andare a recuperarla ma rimane in possesso ai bianchi di Cheka che provano l'azione con Cuomo che dà all'indietro per Giuninho, lo scambio con Dudu Costa, Cuomo però non trova il pallone, attenzione a Bazzanella, la chiusura di Giuninho, non abbiamo visto bene se è stato la battuta della rimessa laterale su cui ha protestato la formazione modenese, abbiamo visto il pallone che è arrivato a un certo punto fuori dalla postazione proprio davanti alla panchina, quindi tanto viene dato il controfallo a Bazzanella dalla parte opposta, quindi riparte Modena Cavezzo con Dudu Costa per Giuninho, ancora lo scambio fra i due, palla ora per Cuomo, di nuovo Giuninho in parallela per Ben Saad, ancora tesse il possesso palla alla formazione del Modena Cavezzo, attenzione, palla intercettata da Hakimi che però non riesce a controllarla in campo, rimessa ancora per la formazione del Modena Cavezzo, Giuninho, palla larga, lo scambio Dudu Costa e Ben Saad, si accentra Dudu Costa, si allarga Giuninho, palla per Cuomo, ancora Dudu Costa, becca, attenzione, sul secondo palo è Lozano ad anticipare Hakimi e portare sul 2-1 il Modena Cavezzo. Questa volta ben congegnato il quinto di movimento. Palla ancora per la formazione modenese che ha approcciato al meglio il secondo tempo. Ora l'Olimpia
ovviamente deve controbattere. Pallone sulla sinistra per Juninho. Attenzione ovviamente agli inserimenti sul secondo palo. Ecco Ben Saad, tocco di Mufakir, palla che va in fallo laterale per la rimessa della formazione emiliana, già battuta però male da Juninho, perché l'arbitro ha dato il controfallo, secondo arbitro Pagano. Rimessa per l'Olimpia, chiama la distanza Mufakir, che poi affida la palla ad Hakimi, palla poi per Thiago. Intanto è entrato Rafinha che riceve. Hakimi per Mufakir, duello, mette fallo però Mufakir su Ben Saad, secondo fallo del secondo tempo, uno per parte, un calcio di punizione quindi per la formazione modenese, che ora ricomincerà col suo quinto di movimento, sempre con Dudu Costa a impostare. Cuomo, ancora Dudu Costa, Juninho attaccato da Rafinha, attenzione al parallela per Ben Saad, che questa volta però non inquadra. Rimessa laterale per la formazione dell'Olimpia. Intanto c'è una munizione per Ceschini. Che aveva messo il pallone sulla linea laterale per accelerare la rimessa. L'arbitro però non era d'accordo e quindi dopo una ramanzina ha estratto il cartellino giallo per il portiere della formazione di casa in panchina. Si riparte con la rimessa, il lancio in avanti per Rafinha da parte di Hakimi. Rafinha dietro per Thiago, ancora Rafinha, Mufakir che fa il velo, Thiago riesce a intercettare, entrata in scivolata di Lozano, di nuovo Hakimi. Hakimi mentre finisce giù Thiago, si prosegue a Mufakir che da indietro a Veronesi. Hakimi lancia a cercare e trovare bene Mufakir chiuso da Lozano, riparte Rafinha sulla destra, attaccato da Ben Saad. Rafinha, il dribbling contro dribbling, poi l'ultimo tocco è suo. Si riparte con la rimessa di Juninho, prova a pressare ora l'Olimpia per evitare il quinto di movimento e lo fa bene, perché il passaggio in avanti finisce direttamente in fallo laterale. Battuta di Thiago per Mufakir, poi Hakimi che si accentra, però Cuomo gli ruba palla. Attenzione lo scambio, scontro fra Hakimi e Cuomo, tutto regolare, si va avanti. Il tacco di Rafinha, poi Hakimi che salta Lozano, non Dudu Costa. È giudicato involontario lo scontro tra Cuomo ed Hakimi. È stato un attimo un po' di confusione anche per il controllo della palla. Intanto Thiago scambia con Hakimi, palla larga per Mufakir. Mufakir gira ancora su Hakimi. Hakimi cerca spazio con Rafinha che fa un blocco in movimento con Lozano. Scambio ancora Hakimi-Thiago, dietro per Veronesi, lancio lungo di Veronesi a cercare Rafinha. Anticipa di testa Juninho e manda la palla in fallo laterale per la rimessa a favore dell'Olimpia, affidata a Thiago. Tocco per Mufakir, prova il no look, ribatte Ben Saad, poi bravo Mufakir a liberarsi dell'avversario, tenta la conclusione, non lo fa passare Dudu Costa. Applausi per il numero 7 dell'Olimpia, che ora va a effettuare la rimessa in fase d'attacco all'altezza dei 10 metri. Il tocco all'indietro per Hakimi, poi Thiago, ancora Hakimi, lo scambio con Mufakir, di nuovo Hakimi,
ancora Mufakir che dà la palla a Rafinha per Thiago Rafinha, la finta di Rafinha, passaggio qua di Rabona, poi Thiago, no look, Rafinha, palo, bella azione dell'Olimpia, non è stata però premiata dalla finalizzazione di Rafinha, e poi fallo di Mufakir che calcia il pallone lontano e viene anche ammonito. Secondo fallo dell'Olimpia e secondo giallo. Calcio di punizione quindi per la formazione del Modena Cavezzo. Cuomo, il tocco, Rafinha però ha capito tutto, ha anche guadagnato la rimessa laterale perché è riuscito a calciare su Ben Saad che era il destinatario del passaggio di Cuomo. C'è un Zacca in campo, un Zacca che oggi ha realizzato la doppietta, intanto c'è una perché abbiamo proprio il sole che entra dall'angolo della palestra, quindi tocco all'indietro, prova Hakimi, palla ribattuta, poi Onzacca che riesce ad intervenire, la palla arriva direttamente a Veronesi, Hakimi, poi Rafinha per Onzacca, sinistro di Hakimi, la palla esce non di molto, Olimpia che prova a creare qualche pericolo. Intanto dal Modena Cavezzo, poi Onzacca attaccato da due avversari riesce a mantenere il pallone e poi la palla esce sul fondo. Ultimo tocco di Onzacca, dice l'arbitro. Si riparte, lancio lungo, testa di Ben Saad. Tanto dentro Gastaldello per Hakimi, la rimessa intanto per l'Olimpia affidata ad Onzacca, passaggio per Veronesi, lancio lungo per Gastaldello, l'anticipo di testa di Aligante che ha mandato la palla in fallo laterale con Gastaldello effettuare la rimessa. Attenzione perché l'arbitro ha già iniziato a contare. Palla per Thiago, il destro di Thiago, ribattuto, palla a Rafinha si accentra, il tocco per Gastaldello, litiga un po' col pallone, poi il destro di Gastaldello, la respinta di Juninho col piede, palla ancora per Onzacca, poi Thiago ribatte in tutte e due le occasioni Ben Saad, palla però arriva direttamente a Veronesi. 6 minuti e 10 trascorsi, 2-1 il punteggio per l'Olimpia che prova a spingersi in avanti. Gastaldello, l'affondo sulla destra, tocco per Rafinha, spazio per Rafinha, respinge Juninho, poi calcia Dudu Costa quasi più per alleggerire, infatti non era contento mister Checca, tanto Juninho però qualche problema muscolare sull'ultimo intervento. Lo aiuta a rialzarsi Onzacca. Si rialza Juninho che sembra però rimanere in campo senza, cioè con qualche magari problema ancora, ma per il momento rimane in campo il portiere della formazione del Modena Cavezzo, Rafinha sulla sinistra. Palla dalla parte opposta per Gastaldello, attenzione a Thiago, a Gastaldello col sinistro, palla esce a fil di palo, il lancio di Juninho, attenzione c'è il Mani, l'arbitro non se ne avvede, intanto la palla recuperata comunque dall'Olimpia. Rafinha lo controlla Sansone, Rafinha viene chiuso ma la palla è recuperata da Thiago con Gastaldello, 13 minuti ancora da giocare in questa partita. Gastaldello sulla sinistra, sempre controllato da Ligante, tocco all'indietro per Thiago, poi di nuovo Rafinha, Gastaldello,
lo scambio, ancora Gastaldello, Rafinha, Gastaldello, continuano lo scambio fra 10 e 8, allora Rafinha allunga il passo, va via Rafinha, non viene fischiato nulla, palla recuperata da Gastaldello, l'ultimo tocco è suo, dice l'arbitro, rimessa per la formazione del Modena Cavezzo, con Rafinha che va a lamentarsi dall'arbitro per il precedente fallo da lui richiesto, su cui Pagano ha detto che non valeva intervenire evidentemente. Riparte la formazione del Modena Cavezzo, attenzione a Juninho, Palante, ancora all'indietro per Dudu Costa, di nuovo passaggio per il portiere, controllato da Rafinha, la dà indietro ancora a Dudu Costa, poi a Ligante, di nuovo Costa con calma, anche nel primo tempo, nelle precedente azione. La formazione poi del Modena Cavezzo ha trovato il gol che ha dimezzato le distanze, quindi bisogna stare attenti. A Ligante dietro ancora per Dudu Costa, poi si accentra e passa il pallone ad Aligante, Juninho ancora all'indietro per Dudu Costa, intanto il tempo va avanti con Modena Cavezzo ancora il possesso palla, attenzione a Juninho che prova a scarpare la palla sul Lozano, duello con l'altro autore dei 2 gol dell'Olimpia, Onzacca, che ha guadagnato la rimessa dal fondo, attenzione a Gastaldello, palla per Rafinha, chiuso, recuperata la palla da Ligante, finisce giù, l'arbitro però fa ancora andare avanti, attenzione a Thiago, palla in mezzo, Onzacca! E fa tris, è l'Onzacca Day oggi, a 9 minuti e 03, grande assist di Thiago. La tripletta per Davide Onzacca che metterà sicuramente un bel circoletto rosso, così anche per ricordare Rino Tommasi sul calendario odierno. Aligante, attenzione, la palla finisce in fallo laterale, però rimessa fidata a Gastaldello, dietro per Christel che è entrato in campo, palla per Rafinha, ancora Christel. Si chiude il triangolo, Rafinha mette in mezzo, Onzacca cala il poker, 4-0, portato in trionfo dai compagni. Poker Onzacca. Si riparte, Lozano la battuta, attenzione a Dudu Costa che inizia di nuovo col portiere di movimento, pallone largo per Sansone, lo scambio fra i due, palla per Juninho, attenzione al centro Lozano, poi la palla arriva a Ben Saad, avanzato i metri Dudu Costa che infatti a sinistra riceve, attaccato da Gastaldello. Va via Gastaldello a Dudu Costa, prova addirittura la conclusione, palla finisce però sul fondo, cambio alle vista con Cuomo pronto a rientrare in campo, attenzione perché non c'è il portiere, Ben Saad, Dudu Costa lancia lungo, intercetta Rafinha, Onzacca questa volta anticipato da Ben Saad, arriva in aiuto anche Christel col destro, l'angolo mette Juninho. Tratti nell'ultimo quarto di gara, Olimpia avanti 4-1. Olimpia che ricama di nuovo l'azione con Rafinha che affida a Gastaldello,
Castaldello atteso da Bensaad, trova lo spazio per servire Rafinha. Rafinha ancora per Onzaka, Onzaka per Christel a rimorchio, di nuovo Onzaka, Rafinha, Christel. Passaggio largo per Castaldello, di nuovo Rafinha che scambia con il numero 8, poi Onzaka, Rafinha dietro, fa girare palla all'Olimpia che ora ha 3 gol di vantaggio. Poi di nuovo Onzaka che scambia con Christel, si butta nello spazio Onzaka, prova a servirlo Rafinha, lo chiude l'avversario, poi il lancio di Veronesi, finisce il fallo laterale, era stato Sansone il giocatore ad intercettare il pallone. 8:46 alla fine del match, 4-1 Olimpia, con Dudu Costa, Cuomo che è rientrato in campo, ovviamente con Juninho sempre quinto di movimento, che riceve, palla larga per Cuomo, poi ancora Dudu Costa, attenzione a Sansone che si accentra, cambia spazio, Dudu Costa è a sinistra ora, attenzione alla palla calciata da Bensaad che è stata deviata e sarà corner quindi per il team di Checca, con 8 minuti e 19 da giocare. La battuta Cuomo, attenzione al movimento degli attaccanti di Modena, palla indietro però capisce tutto Rafinha, attenzione Onzaka che cerca il pallonetto con Rafinha che era libero a sinistra, che poteva trovarsi con la porta spalancata. Onzaka oggi evidentemente voleva fare anche cinquina, al momento deve rinviare, bravo Christel in anticipo, non ci arriva però Onzaka, palla recuperata da Juninho che lancia lungo, il colpo di testa da parte di Bensaad che chiama un fallo di mano di Christel. Castaldello, allunga Castaldello, Castaldello ancora col sinistro, pallone alzato in angolo da Juninho. Si riparte quindi col corner mentre esce Onzaka e lascia il posto ad Hakimi. Onzaka abbracciato da Bazzanella, attenzione in mezzo Christel che ha provato un gol alla Paolo Rossi inserendosi di testa addirittura. È stato sfortunato Dudu Costa che ha preso il pallone in pieno volto, qualche problema per lui ma sembra recuperare il capitano. Si riparte con la rimessa per l'Olimpia, 7:43 da giocare, rimessa effettuata dietro per Rafinha, poi Hakimi, poi Christel, Hakimi anticipato, palla di Dudu Costa, lancio lungo di Cuomo, attenzione perché Sansone aveva guadagnato metri, non è riuscito però ad arrivare prima che il pallone uscisse. Palla che si ritorna in possesso dell'Olimpia che va a effettuare con la rimessa di Veronesi. Castaldello attaccato da Cuomo, palla per Christel a cercare e trovare Hakimi che gira, toccata e palla in buca d'angolo per Hakimi che arriva a quota 9 in campionato quando mancano 7 minuti e 21 secondi. Cinquina per l'Olimpia quindi grazie al gol di Hakimi. Ancora una volta Christel, autore dell'assist, riprova sempre col portiere di movimento Modena. Hakimi intercetta, guadagna anche la rimessa, però la formazione modenese, che l'ultimo tocco è stato del numero 11 rossoblu. Tocco all'indietro per Juninho. In mezzo Thiago anticipa, Hakimi che prova a sorprendere Juninho, attenzione a Cuomo, salta Rafinha, salta anche Thiago, la palla però arriva docile a Veronesi che con un passaggio da Bulling serve Hakimi, Hakimi che prova, però trova il piede
di Juninho a negargli la doppietta. Palla per Hakimi, in mezzo per Thiago che però viene anticipato da Dudu Costa. Attenzione a Dudu Costa che prova l'azione personale, gli taglia la strada Hakimi e quindi non trova più il pallone il capitano modenese. Rimessa laterale per Modena. Passaggio per Christel, poi Hakimi a Veronesi, che un lancio che però non trova compagni. Rimessa da laterale per la formazione modenese, affidata a Sansone con il pallone per Juninho, attaccato. Attenzione però perché si è liberato Cuomo, poi Lozano, l'anticipo di Christel, bel tocco a liberare Hakimi, il tocco per Thiago, chiuso però in calcio d'angolo da Sansone in scivolata. Thiago per Rafinha che non è riuscito a mettere la palla in mezzo, si è praticamente calciato il pallone sull'altro piede. Attenzione a Dudu Costa, chiude Veronesi. Ancora Hakimi. Olimpia che ora gestisce il pallone con Thiago che ha ricevuto, palla in mezzo per Rafinha. Di nuovo Thiago, chiama palla Christel, palla per Rafinha, ancora Thiago, il tacco per Hakimi, l'altro tacco per Rafinha, poi palla che arriva a Christel, ancora scambia Hakimi, poi Christel, Thiago, Rafinha, fa girare palla all'Olimpia, il tocco, attenzione, chiude Rafinha su Dudu Costa, attimo di leggerezza in difesa dell'Olimpia che ha permesso a Dudu Costa di andare al tiro, però chiuso in scivolata. Attenzione alla conclusione quasi dalla linea di fondo da parte di Sansone, non trova lo specchio della porta. Rimessa di Veronesi, sempre stile bullying per Hakimi. Hakimi si accentra, chiuso il fallo laterale da Cuomo, mentre è rimasto a terra un giocatore del Modena Cavezzo. Dovrebbe essere Sansone che però si rialza, aiutato da Onzacca. Si riparte con la rimessa per l'Olimpia, 5-15 ancora da giocare, 5-1 il risultato per l'Olimpia, con Thiago che riceve la palla, è entrato anche Vivian, palla per Hakimi, servizio proprio per Vivian prova, palla però termina sul fondo, riparte velocemente Aligante, chiuso da Vivian, poi aiutato da Onzacca. L'arbitro però vede la spinta, credo, di Vivian e quindi terzo fallo Olimpia. Sono arrivati insieme Vivian e Onzacca, ma sembra che le mani sulla schiena dell'avversario le abbia messe proprio il neoentrato. 4,57, calcio di punizione per la formazione modenese. Scambiano il pallone, attenzione, arriva Sansone, poi Aligante, ancora Sansone, palla per Juninho, largo ancora Sansone, Aligante, palla sul linea di fondo dove c'è Cuomo, fa girare il palla bene ora il Modena Cavezzo, attenzione a Juninho, un po' di spazio, poi Hakimi che non riesce a calciare bene verso la porta, la palla rimane lì, il manto Modena che può recuperare il pallone. Fra poco daremo anche gli altri risultati. Attenzione al tiro di Juninho, deviazione di Hakimi che va sul palo, poi Aligante non inquadra la porta. Modena che rimane ancora in attacco, provare di accorciare le distanze. Intanto Cuomo scambia con Juninho,
poi Sansone, ancora Juninho, intercetta Hakimi, che però non mantiene la palla in campo. Intanto risultati abbastanza interessanti arrivano agli altri campi, anche se ovviamente tutte le partite sono ancora da finire. Tanto rimane a terra Vivian dopo uno scontro con Alicante. Tanto Thiago, duello vinto. Hakimi cerca di passare in uno spazio troppo stretto per la palla, poi finisce giù Onzaka, fallo di Cuomo, secondo fallo per Modena Cavezzo in questo secondo tempo. 3 per ora ne ha l'Olimpia. Attenzione però perché l'arbitro ha iniziato a contare. Hakimi, Thiago, ancora Hakimi, Vivian attaccato da Ligante, si accentra Vivian, salta il primo non il secondo, prova Ligante, guadagna la palla Veronesi, è rimasto infortunato Vivian, che abbiamo visto uscire e zoppicare, è entrato Cristel al suo posto. Onzaka riguadagna il pallone, non lo molla Sansone, rimessa per l'Olimpia. 2 minuti e 55 ancora da giocare, Olimpia 5-1 avanti. Risultati dagli altri campi: 2-2 fra LD e Altamarca, Cesena Pordenone 1-0. Questo risultato per il momento proietta l'Olimpia in settima posizione. Mantova avanti 4-1, mentre Hakimi colpisce la traversa, palla in mezzo, Onzaka, attenzione, Hakimi, anche un assist per Onzaka e la doppietta di Hakimi che chiude il set a 17-22. Mantova e Fenice avanti in trasferta su Maccane Lecco 3-0, 4-1. E CDM Futsal vince 3-0 Verona e 3-0 anche per il Saints Milano su Leonardo nei parziali. Quindi calcolando il tutto, al momento sarà il Mantova la squadra che ci ospiterà nel primo turno di Coppa Italia, in quanto seconda per lo scontro diretto col Mestre Fenice, che ha vinto lo scontro diretto con Mantova. Mantova secondo, Olimpia settima. Al momento sarebbe questo l'accoppiamento del primo turno di Coppa Italia. Mantova che comunque affronteremo sabato prossimo qui a Rovereto per la prima di ritorno. È entrato in campo Bazzanella, palla recuperata dai giocatori emiliani. 2 minuti ancora da giocare, 6-1. Attenzione perché Cuomo aveva un buono spazio, ma è stato poi chiuso da Thiago. Pallone all'indietro, ci riprova Cuomo in 2 tempi veronesi. Palla per Hakimi, che è andato in doppia cifra in campionato con la doppietta di oggi. 10 gol per lui nella stagione olimpica. Non riesce il passaggio di Juninho, che ha preso la trave, sarà rimessa quindi per l'Olimpia con 105 secondi ancora da giocare in questo match in mano alla formazione rossoblù. Thiago, parallela per Bazzanella, Bazzanella cerca Cristel con una finestra, intercetta però la formazione modenese, poi Cuomo che manda la palla sul fondo. Ultimo minuto e mezzo di gioco con Cristel e Bazzanella a dialogare. Ancora Cristel, poi palla per Hakimi, Thiago, Bazzanella però chiude il passaggio. Cuomo che ha messo il fuori laterale, fuori Thiago, dentro Gastaldello con rimessa affidata a Cristel. 1 minuto e 17. Rilancio in avanti, Bazzanella in buona posizione, Bazzanella rimorchio su Cristel che fa 7 per l'Olimpia e si toglie la polvere. Matteo Cristel a segno a 18:49. (7-1) per l'Olimpia.
campo un altro giocatore nuovo per la formazione, anzi spazio ai giovani penso per questi ultimi minuti, mentre intanto Hakimi fa tris rubando palla. Siamo stati sorpresi noi e la difesa del Modena Cavezzo, con Hakimi che ha anticipato Cuomo e ha messo a segno la tripletta. Per l'8-1 stavamo dicendo degli ingressi in campo di Turchetti col numero 28 e di Riggio col numero 29 per la formazione guidata da Checca, che ha dato spazio ai suoi giovani in questo ultimo frangente di gara. 49 secondi, la battuta Christel per Bazzanella, ancora Hakimi, 11 gol stagionali ora con la tripletta odierna. Gastaldello, poi Bazzanella, Christel fa girare palla all'Olimpia per arrivare all'ultimo minuto, all'ultimo secondo. Ora proprio Gastaldello decide l'azione personale, Gastaldello che poi trova a saltare l'avversario Turchetti, ma l'ultimo a toccare Gastaldello, rimessa al fondo affidata da Juninho ad Aligante, poi Cuomo, lancio lungo, palla che termina a fondo campo. 17 secondi alla fine, Olimpia che torna alla vittoria, quindi dopo 2 partite negative, le ultime del 2024, con della sconfitta interna con Pordenone e quella esterna con più rammarico contro il CDM Futsal. Oggi però si è ampiamente rifatta con l'8-1 finale. Infatti si decide di congelare il pallone. Saluto fra i giocatori e le panchine. 8-1 per l'Olimpia, 4 gol di Onzaka, 3 gol di Hakimi, un gol anche per Christel. L'Olimpia festeggia il nuovo anno con questo successo, mentre ha pareggiato a Cesena il Pordenone, quindi però non cambia la sostanza. Il Pordenone deve vincere per tornare al 7° posto, purtroppo non sappiamo quanto manca alla fine. Comunque Mantova in caso avversaria, visto che è già finito il match che si gioca in quel di Lecco con la vittoria della Mestre Fenice 4-1, quindi primo posto per Mestre Fenice, Mantova secondo nel computo della classifica. È tutto dal Pala Marchetti di Rovereto, grazie per averci seguito in questo primo match del 2025 che l'Olimpia ha portato a casa con un netto successo di 8-1 nei confronti del Modena Cavezzo, a segno con Lozano per il parziale di 2-1, mentre ripetiamo ancora il poker di Onzaka, il tris di Hakimi e la rete di Christel nel tabellino dell'Olimpia Rovereto. È tutto, grazie, buona serata e appuntamento alle prossime partite. Sabato prossimo ci sarà qua il Savia Testa Mantova. Devo fare le interviste. Devo fare le interviste.
rimessa per la formazione di casa, il tocco di Mufakir, poi Thiago, la pressione, attenzione, Lozano anticipa Bazzanella e poi riesce a salvare Veronese, ancora il passaggio a rimorchio, palla controllata da Cuomo, il controllo da parte del numero 10 dell'Olimpia che prova ad accentrarsi, il tacco, Mufakir col sinistro, palla respinta, poi Thiago chiuso da Ben Saad, attenzione al contropiede del numero 13, entrata in scivolata di Raffini, calcio d'angolo viene affidato a Bazzanella, attenzione al movimento, Chimi col destro, prende proprio Gastaldello, riprova Chimi, rientrato Ben Saad col numero 13, Cuomo scambia con Lozano, intercetta Gastaldello, attenzione a Gastaldello in mezzo a Zacca, primo pallone toccato e gol. Vediamo Thiago, Hakimi cerca di andare a trovare lo spazio, trova però l'esterno della rete, non c'è deviazione, attenzione perché è lanciato in campo aperto Cuomo, da buona guardia Veronesi, Mufakir, di nuovo Thiago, passaggio ancora a Mufakir, poi Rafinha ancora Mufakir, va via Mufakir, il mancino di Mufakir, allarga Juninho, palla per Cuomo, ancora Dudu Costa, becca, attenzione, sul secondo palo è Lozano, Rafinha per Thiago, Rafinha, la finta di Rafinha, passaggio qua di Rabona, poi Thiago, no look, Rafinha, palo, bella azione dell'Olimpia, non è Veronesi, Hakimi, poi Rafinha per Onzaka, sinistro di Hakimi, la palla esce, palla per Thiago, il destro di Thiago, ribattuto, palla Rafinha si accentra, il tocco per Gastaldello, litiga un po' col pallone, poi il destro di Gastaldello, recuperata la palla da Ligante, finisce giù, l'arbitro però fa ancora andare avanti, attenzione a Thiago, palla in mezzo, Onzaka! E fa tris Gastaldello dietro per Christel che è entrato in campo, palla per Rafinha, ancora Christel, si chiude il triangolo, Rafinha mette in mezzo, Onzaka cala il poker, Ben Saad, Dudu Costa lancia lungo, intercetta Rafinha, Onzaka questa volta anticipato da Ben Saad, arriva in aiuto anche Christel col destro, l'angolo, mette Gastaldello attaccato da Cuomo, palla per Christel, a cercare e trovare Hakimi che gira, toccata, prendere Juninho, attenzione a Cuomo, salta Rafinha, salta anche Thiago, la palla però arriva docile a Veronesi che con un passaggio da Bulling serve Hakimi che prova, però trova il piede perché si è liberato Cuomo, poi Lozano, l'anticipo di Christel, bel tocco a liberare Hakimi, il tocco per Thiago, chiuso però in calcio d'angolo, recuperare il pallone. Fra poco daremo anche gli altri risultati, attenzione al tiro di Juninho, deviazione di Hakimi che va sul 2 fra LD e Altamarca, Cesena Pordenone 1-0, questo risultato per il momento proietta l'Olimpia in settima posizione. Mantova avanti 4-1 mentre Hakimi colpisce la traversa, palla in mezzo, Onzaka, attenzione Hakimi, anche un ass con rimessa affidata a Christel, un minuto e 17, rilancio in avanti, Bazzanella in buona posizione, Bazzanella rimorchio su Christel che fa in campo un altro giocatore nuovo per la formazione, anzi spazio ai giovani penso per questi ultimi minuti, mentre intanto Hakimi fa tris, rimessa per l'azione di casa, il tocco di Mufakir, poi Thiago, la pressione, attenzione Lozano anticipa Bazzanella e poi
riesce a salvare Veronese, ancora il passaggio a rimorchio, palla controllata da Cuomo, il controllo da parte del numero 10 dell'Olimpia che prova ad accentrarsi, il tacco, Mufakir col sinistro, palla respinta, poi Tiago chiuso da Ben Saad, attenzione al contropiede del numero 13, entrata in scivolata di Raffaele, calcio d'angolo viene affidato a Bazzanella, attenzione al movimento, Chimi col destro, prende proprio Gastaldello, riprova Chimi, rientrato Ben Saad col numero 13, Cuomo scambia con Lozano, intercetta Gastaldello, attenzione a Gastaldello in mezzo a Zacca!